Buongiorno, le principali notizie. Scampato il pericolo sull'Etna, è tempo delle polemiche, chiesto un tavolo tecnico per la sicurezza sul vulcano, scontro fra i versanti sud e nord. Un omicidio frutto di una violenza efferata e reiterata è quanto emerge dall'autopsia sul corpo di Santorrè, il pasticcere ucciso a lungomare di Ognina a Catania da un posteggiatore irregolare, ancora oscuro il movente. Catania, sul corso Sicilia aumentano i controlli nel parcheggio MTS, l'area sorvegliata da carabinieri e polizia municipale. A Palermo blitz antimafia, azzerato il mandamento di Portanuova che gestiva gli affari illeciti di droga e scommesse clandestine, 16 gli arresti. Caos sulla A19, cantieri aperti e interminabili file, arrivano i primi provvedimenti dopo le polemiche, i 2 vice commissari si sono dimessi, ANAS chiede alle imprese di lavorare anche la notte. Al sud Italia i lavoratori sono più felici e soddisfatti del proprio impiego rispetto a quelli del nord, lo rileva l'Osservatorio Benessere. Calcio per le siciliane, DC è tempo di valutazioni, a Catania tiene banco il futuro del direttore sportivo, stagione aperta per il Siracusa che domenica si giocherà lo scudetto dei dilettanti. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque sull'Etna è scampato il pericolo, ma non invece si placano le polemiche. Chiesto un tavolo tecnico per la sicurezza ed è scontro tra il versante nord e quello sud. Sentiamo Tonino De Mana. Scampato il pericolo sull'Etna, dove si è sfiorata una nuova Pompei, arriva il tempo delle polemiche, con la necessità di regolamentare il turismo sul vulcano in nome e per conto della sicurezza. Non le manda a dire Francesco Russo Morosoli, patron di Funivie dell'Etna. Non può esistere che tutti gli operatori che fanno le escursioni in quota abbiano delle regole proprie. C'è chi le segue, come la Funivia dell'Etna, come Etna Sud, e invece a Etna Nord, dove è terra di nessuno e dove vige la più assoluta anarchia. E purtroppo le immagini di ieri lo hanno dimostrato. Morosoli invoca un tavolo tecnico per migliorare il sistema di gestione del turismo sull'Etna. Io chiedo fortemente un tavolo tecnico dove si possa parlare del sistema Etnas, implementandolo anche a Etna Nord, coinvolgendo anche gli altri operatori, e chiedo anche sanzioni durissime per noi operatori, perché chi sbaglia deve pagare. Credo che ormai sia assolutamente necessaria una nuova perimetrazione del comprensorio di Etna Nord. Si è rischiato grosso sull'Etna, le immagini del crollo di una parete del cratere hanno fatto il giro del mondo, con un'immensa nube ardente che correva veloce sul fianco del vulcano. Ieri si è corso un rischio importante, ritengo sia stata una giornata davvero fortunata, perché poteva avvenire la perdita di vite umane, avremmo vissuto una Pompei in diretta. Per fortuna il sistema di allerta Etnas ha funzionato alla perfezione. Alle 5:30 del mattino l'allarme è stato recepito dai 13 sindaci dei comuni interessati, dalle forze dell'ordine e dal consorzio delle guide turistiche. Vietato oltrepassare quota 2500, ma nessuno a vigilare, nessuno ad intervenire e i turisti intenti a scappare si trovavano ben oltre quota 2800. Un omicidio frutto di una violenza efferata e reiterata, questo l'esito dell'autopsia sul pasticcere Santorrè, ucciso, lo sapete, ad Ognina, a Catania, da un posteggiatore irregolare. Ancora oscuro il movente, oggi ci saranno i funerali della vittima. Sentiamo Lorena Dolci. Un omicidio frutto di una violenza efferata e reiterata è quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Santorrè, il pasticcere di 30 anni accoltellato a morte a Piazza Mancini Battaglia a Catania. L'esame condotto dalla dottoressa Monica Salerno sembra confermare le prime analisi dei PM, secondo cui la vittima è stata colpita più volte al tronco, all'addome e agli arti superiori con un coltello. Nonostante le gravissime ferite, il pasticcere è riuscito a fuggire in direzione del Bar 40 per chiedere aiuto, ma i soccorsi sono stati inutili. Il suo assassino, John Obama, 37 anni, originario dello Zimbabwe, è già noto per comportamenti violenti, è stato fermato dalla polizia dopo una breve fuga, con le mani e i vestiti ancora sporchi di sangue, mentre pronunciava frasi sconnesse e ripeteva il nome della vittima. Contro di lui prove schiaccianti, oltre a questo filmato anche 2 testimoni oculari. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto.
Resta ancora scuro il movente di tanta ferocia. Venerdì scorso il pasticcere, cognato del titolare, stava tornando con 2 granite a casa a Mascalucia, dove lo aspettavano la moglie e una figlioletta di pochi mesi. L'aggressione a metà della rampa che conduce al porticciolo di Ognina. I 2 si conoscevano bene. Il giovane papà aveva spesso dato del cibo a quel posteggiatore abusivo che utilizzava varie identità anche per sfuggire al foglio di via che aveva ancora in tasca, ma a cui non aveva mai ottemperato. Nonostante lo shock, il sit-in in programma per ricordare la vittima è andato deserto. Alle 16:30 i funerali nella cattedrale di Catania, mentre poco prima sul caso si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. I funerali di Santoré, che lascia la compagna, una bambina di 2 mesi, saranno trasmessi in diretta alle 16:30 su Telecolor. Le esequie si terranno in cattedrale a Catania. C'è stato un incidente mortale in nottata, una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto appunto a Mazzara del Vallo in via Santa Gemma. La giovane era a bordo di uno scooter guidato da un amico, anche lui minorenne, rimasto illeso, che si è scontrato contro una Ford Fiesta. E veniamo invece alla richiesta di ergastolo e isolamento diurno per 2 anni. È la richiesta avanzata alla Corte d'Assise di Catania dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Fabio Platania per Leonardo Fresta, il panificatore di 43 anni accusato di aver ucciso la convivente Deborah Pagano nel luglio del 2022 nella loro abitazione di Macchia, una frazione di Giarre. La coppia aveva una bambina che allora aveva 7 anni e che il giorno della morte della madre era a casa della nonna materna. Le nostre telecamere ormai sono quasi fisse su Corso Sicilia, siamo a Catania dopo i tanti servizi e la morte di Santoré. Ad Ognina aumentano i controlli nel parcheggio di AMTS, anche c'è stato un nuovo sopralluogo del sindaco Trantino, l'area sorvegliata dai carabinieri e polizia municipale. Sentiamo Tonino De Mana. L'ondata emotiva per la morte di Santoré, i nostri servizi continui e pressanti su Corso Sicilia e dintorni, l'esasperazione di automobilisti e residenti contro i parcheggiatori abusivi organizzati in bande che chiedono soldi anche per acquistare alcolici o crack. Si vedono nel piazzale che barcollano, si esibiscono in balletti o in strane esternazioni, uno di questi addirittura sotto lo sguardo del sindaco Trantino. È un'emergenza nell'emergenza quella che si vive nel centro storico di Catania, dove ogni giorno si contano decine di auto danneggiate. Vetri in frantumi per 2 motivi. Non hai pagato il pizzo al parcheggiatore di turno oppure per arraffare quel che c'è sulla macchina e monetizzare per acquistare la droga. Mentre eravamo in giro a documentare sentiamo una sirena. Si tratta di un'auto dei carabinieri che interviene a San Berillo per il malore di un extracomunitario, presumibilmente dopo una dose di crack. Nel parcheggio di Corso Sicilia continua l'attività dei parcheggiatori abusivi che però vedono ridursi notevolmente l'orario di lavoro. Perché? Semplice. Carabinieri e polizia municipale presidiano l'area e intervengono chiedendo documenti, alcuni non li avevano, e chiedendo ausilio per trasferirli in caserma e procedere finalmente al fotosegnalamento. Qualcuno tira un sospiro di sollievo. Qua dietro c'è il Bronx. Il problema non sono le prostitute, il problema è c'è evidentemente tantissima brutta roba che gira. La sera specialmente non c'è nessuno qua, non c'è un presidio, almeno finora non ce n'è stato. Il controllo ci vuole perché comunque sia c'è troppo disordine soprattutto per le donne. Ma bastano i controlli? No. Basteranno questi controlli o serve altro, alias spedirli in patria se non in regola con il permesso di soggiorno? In mattinata intanto è prevista una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Adesso a Palermo un blitz antimafia, ha azzerato il mandamento di Portanuova che gestiva gli affari illeciti della droga e delle scommesse clandestine. 16 arresti. Marco Gullà. 16 arresti e 13 obblighi di dimora, azzerato il mandamento di Portanuova a Palermo, 29 misure cautelari in tutto, eseguite stanotte dai carabinieri e che sono il seguito della maxi operazione di febbraio in cui furono arrestate 181 persone. Emerge una Cosa Nostra legata alle regole dei padri fondatori, ai suoi antichi riti e al tradizionale repertorio criminale fatto di estorsioni, traffico di droga e scommesse clandestine online, ma anche capace di ricorrere ai moderni mezzi di comunicazione per cercare di sfuggire alla pressione investigativa. Una mafia coesa, violenta e vitale che può contare su un'allarmante disponibilità di armi, si legge nella nota dei carabinieri.
La mafia gestisce direttamente le piazze di spaccio o impone una tassa ai pusher nel caso in cui deleghi il lavoro sporco. In ogni caso i boss controllano i canali di approvvigionamento. Le sostanze principalmente spacciate sono cocaina e droghe sintetiche. Nel frattempo Cosa Nostra impone i pannelli di gioco per le scommesse. Chi sbaglia viene punito con brutali pestaggi e poi anche investimenti in attività economiche apparentemente lecite. Per smarcarsi dalle intercettazioni, Cosa Nostra effettuava telefonate tramite app o anche videochiamate, canali nuovi che però sono stati prontamente percorsi dagli investigatori arrivati alle fonti. Gli indagati non erano stati inclusi nei provvedimenti dello scorso 11 febbraio nell'operazione Grande Inverno che aveva portato in carcere 181 persone. Adesso ci occupiamo del caos sulla A19, cantieri aperti e traffico intenso. Arrivano i primi provvedimenti dopo le polemiche. I 2 subcommissari si sono dimessi. ANAS chiede alle imprese di lavorare anche la notte. Marco Gullà. Il traffico di ore, i cantieri nella 19, le polemiche e adesso le dimissioni, travolti dalle critiche del presidente Schifani per il caos generato dai lavori sull'autostrada Palermo-Catania, i 2 subcommissari Lelio Russo e Sergio Tumminello hanno rinunciato all'incarico, giocando d'anticipo rispetto al presidente della regione che aveva fatto trapelare l'intenzione di togliere loro l'incarico dopo che ieri sera si sono registrate code di 15 km in entrambi i sensi di marcia. Ieri, nella festa del 2 giugno, lunghissime chilometriche le code anche di giorno in uscita e soprattutto in entrata a Palermo. Per uscire dal capoluogo e superare il cantiere su viadotto Perriera si impiegava in media 2 ore, anche 5 ore tra andata e ritorno. Adesso l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme incontrerà il presidente della regione siciliana Renato Schifani, con il quale in queste ore ci sono state varie interlocuzioni telefoniche. L'obiettivo è accelerare i lavori in corso nel rispetto del cronoprogramma, anche con turni notturni per garantire la percorribilità delle tratte autostradali nel più breve tempo possibile. Nel piano dei 2 cantieri, che comprende 64 interventi di varia tipologia, segnaletica, pavimentazione e 9 barriere, per un investimento complessivo di 913 milioni di euro, è stato completato il 32% dei lavori. Ad Agrigento torna l'allarme inquinamento, liquami fognari nei depuratori finiscono nel fiume Acragas e poi in mare a San Leone. A denunciare di nuovo è l'associazione Mare Amico che chiede interventi urgenti. Davide Sardo. Liquami fognari finiscono nel fiume Acragas e poi in mare a San Leone. Ad Agrigento torna l'incubo dell'inquinamento costiero. A lanciare l'allarme è ancora una volta l'associazione Mare Amico, che ha documentato e segnalato un pesante sversamento di reflui non depurati provenienti dal villaggio Peruzzo nella zona dell'ex mulino Taglialavoro. Le immagini mostrano uno scarico diretto nel fiume con un flusso continuo di liquami che arriva fino alla foce, contaminando le acque marine. Il coordinatore Claudio Lombardo ricorda che già nel 2022 si era verificata la stessa situazione per via di uno scolmatore difettoso nella rete fognaria. Un problema noto e mai risolto che oggi si ripresenta con le stesse modalità. Siamo alle solite ad Agrigento. Arriva l'estate e arrivano i problemi del sistema fognario. Come è accaduto già nel 2022 c'è stata un'interruzione della canalizzazione delle acque fognarie che invece di arrivare al depuratore Sant'Anna sono state sversate nel fiume Acragas, che arriva direttamente a mare a San Leone. L'AICA ci ha confermato questa rottura. Mare Amico chiede interventi urgenti e strutturali per evitare che l'intera fascia costiera agrigentina continui a essere danneggiata da una gestione inadeguata del sistema fognario. Le segnalazioni sono state inviate a tutti gli enti competenti. Una breve pausa, poi un sondaggio che rileva come al sud Italia i lavoratori sono più soddisfatti rispetto a quelli del nord. Al sud Italia i lavoratori sono più felici e soddisfatti del proprio impiego rispetto a quelli del nord, lo rivela l'osservatorio Benessere e Felicità. La qualità della vita ispira i lavoratori. Veronica Barbarino. Chiedimi se sono felice al lavoro. L'Osservatorio Benessere e Felicità, che monitora annualmente il rapporto tra italiani e lavoro, rivela che al sud Italia i lavoratori sono più felici e soddisfatti del proprio impiego rispetto a quelli del nord. Ho rifiutato tanti lavori per fare questo, quindi ne sono contento. Non sono felice per altri motivi, ma poi il lavoro aiuta a stemperare
Non cambierei mai la mia terra. Io lavoro di fronte al mare e penso che sia una cosa impagabile. Sono felice di venire a lavorare la mattina, sono contenta, mi trovo bene, è un bell'ambiente. Come si fa a non essere felici con questa vista? La cosa che mi appaga di più farlo soprattutto è lasciare un segno alle persone. Sono felice di avere la mia attività realizzata qui in Sicilia, soprattutto in una zona marittima, e sono anche contento di aver trovato un equilibrio che risponde alle mie esigenze. I dati ribaltano gli stereotipi consolidati. Il sud e le isole, tradizionalmente considerate aree di difficoltà economica, mostrano invece una capacità di trovare soddisfazione nel proprio ruolo professionale, superiore alle regioni più industrializzate. Salute, benessere psicofisico e tranquillità quindi contano più dello stipendio. I soldi non sono tutto nella vita, soprattutto se non c'è la salute. Quelli che ti servono, quindi è una cosa molto soggettiva. Chi vive in Sicilia lo sa, si vive anche di piccole cose. Lavorare per vivere e non il contrario. Questo sembra essere il nuovo principio che ispira i lavoratori. Ieri la giornata mondiale della bicicletta e chi può ne approfitta per fare una passeggiata. Ancora però pochi ciclisti la usano per andare al lavoro. Francesco Loi. Quanto è comodo andare in bici? È abbastanza comodissimo, risparmi tanto tempo, è divertente. Dalla musica al cinema, naturalmente passando per la vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni, soprattutto nel post-Covid, la bici sta diventando sempre più protagonista. Oggi è la sua giornata. Io ad esempio sono insegnante di motori, ai miei bambini all'elementare dico di venire a scuola in bici. E loro vengono? Alcuni sì. Economica, ecologica e soprattutto salutare. La bicicletta è il mezzo ideale per una mobilità sostenibile. Ridurre il traffico, l'inquinamento, lo stress e migliorare la qualità della salute delle persone. Per FIAB promuovere la bici è promuovere un futuro più sicuro. Sono sempre di più i chilometri di piste o corsie dedicate alle bici. Le strade delle nostre città si stanno trasformando tra favorevoli e contrari, anche se spesso restano deserte, o quasi. Dovrebbe essere sfruttata di più questa situazione di camminare in bici. Ancora non viene accettata da tutti. Secondo l'ultimo report Ipsos, quasi un italiano su due ha una bicicletta. Il 26% la usa per fare sport, ma per recarsi al lavoro la percentuale scende al 10%. Però, se volete evitare il grande traffico, sappiate che una soluzione c'è: andare in bici, sempre che non piova. Una breve pausa, poi la pagina dello sport con il basket e il calcio. In Serie A, gara 3 stasera della semifinale scudetto fra Trapani Shark e Germani Brescia. Dopo le 2 sconfitte in casa, per Trapani l'ultima chance per continuare a sognare appunto per la squadra siciliana di basket. Sentiamo Franco Cammarasana. Per la squadra lombarda è il match point per l'accesso alla finale. Per quella siciliana, avendo perso le 2 partite giocate in casa, è l'ultimo appiglio per allungare la serie. Si gioca al meglio delle 5 partite e non andare in vacanza a partire da domani. Le probabilità che la Trapani Shark possa compiere il miracolo sono strettamente legate al suo rendimento. Se tornerà a giocare con una buona difesa e le stesse percentuali al tiro della stagione regolare, col 57% da 2 e il 39% da 3, qualche chance potrebbe averla. Se giocherà invece come nelle 2 recenti partite con Brescia, subendo molto in difesa e con appena il 24% al tiro dal perimetro, vuol dire che è giunta a questo appuntamento con le batterie scariche e con le conseguenze del caso. La risposta stasera al campo, al Pallaleonessa di Brescia. Tempo di valutazioni in casa delle squadre siciliane di calcio, l'unica ad avere ancora aperta la stagione è il Siracusa, che domenica si giocherà lo scudetto dei dilettanti. A Catania tiene banco il futuro del direttore sportivo Francesco Triolo.
Sarà quasi certamente la settimana in cui in casa Catania si dovranno stringere i discorsi relativi alla programmazione della prossima stagione. L'unico punto certo al momento è la partenza per il ritiro fissato per metà luglio a Norcia. Per il resto c'è da verificare tutto o quasi, a cominciare dalla composizione dello staff dirigenziale. La scelta se proseguire con Daniele Faggiano oppure no dovrebbe essere presa in questi giorni, dopo le valutazioni nelle scorse settimane. L'ipotesi che il dirigente possa andare via è stata suffragata dalle voci che vorrebbero a Catania un ritorno di Guido Angelozzi. Tutto però è da definire. Sembra più salda la posizione di Mimmo Toscano in panchina, ma è una valutazione che verrà fatta dopo. Intanto però si guarda anche al parco giocatori, si va verso la conferma di un blocco come quello difensivo di Ini, Gherardi, Di Gennaro, quindi di Tacchio, Raimo, Guglielmotti, oppure Jimenez, Lunetta, Stoppa Inglese in attacco. Il resto è tutto da valutare. Valutazioni in corsa anche per il Siracusa, pur se la stagione non è ancora conclusa. Gli azzurri infatti domenica prossima si giocheranno lo scudetto dei dilettanti in gara unica contro il Livorno in campo neutro, un traguardo che la squadra di Turati vuole a questo punto centrare. Stagione conclusa al Trapani, dove si lavora sul mercato, intanto in uscita diversi giocatori che non hanno convinto, tra questi l'attaccante ongaro arrivato a gennaio, ma senza incidere. Sempre complicata la situazione a Messina, l'ex presidente Sciotto starebbe cercando di evitare il fallimento attraverso alcuni pagamenti in extremis prima dell'udienza del 10 giugno, ma pesa il meno 14 in classifica con cui si ripartirebbe l'anno prossimo. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.